nasce dopo un viaggio. Faccio 40 anni, mio marito mi regala questo viaggio, andiamo in Indonesia. Durante il viaggio scopro dei tessuti dipinti a mano, sete, pregiate, filate a mano, eccetera, e me ne innamoro follemente. Tornata alla vita quotidiana, disegnavo pensando a questi tessuti e comincio a pensare seriamente di ritornare in Indonesia. Stacco i biglietti e ho creato una micro collezione, l'ho portata nel salotto di casa, l'ho fatta vedere alle amiche di cui temevo il loro feroce giudizio, ma in realtà è stato un successo. Poi è nato Vali, è diventato un brand. Cerco sempre di trovare dei tessuti buoni, sostenibili, chiaramente, di lino, di cotone, di seta. Una volta che si crea questa compliance con la cliente, le creo artigianalmente l'abito addosso, le prendo le misure, cerco di essere attenta alle sue esigenze, alla sua fisicità, a quello che sono anche i colori che le stanno bene, le possono stare meglio in viso, eccetera. E così nasce il capo personalizzato adatto a lei. Tutto nasce in sostanza dalla carta. Nella carta velina disegno il capo vero e proprio, viene provato per capire se effettivamente veste bene, e poi dalla carta a quel punto si passa alla stoffa. La stoffa viene tagliata, ripulita e quando si comincia ad assemblare è così che nasce il capo.